Per Venezia le presenze turistiche non sono mai state un problema, anzi all'opposto, in giornate in cui si registrano fino a 150.000 presenze in città si discute sull'esigenza di trovare un modo per contingentare gli arrivi. Numero chiuso sì o numero chiuso no? Io sono assolutamente favorevole, anche perché la città va rispettata, è una bomboniera, è un'eccellenza a livello internazionale, patrimonio dell'umanità. Però il numero chiuso non deve essere indirizzato a favore dei ricchi, lasciare fuori il popolo dalla visita della città. È giusto che tutti siano obbligati a prenotare la visita, però è altrettanto vero che deve essere garantito a tutte le classi sociali e a tutte le fasce di popolazione la visita. Bisogna puntare più sui giovani che sui miliardari. I giovani sono un grande investimento, io penso che i giovani nella visita di questa città possano portare più volte i risultati. È ovvio che poi se arrivano anche dei magnati a questi dedicheremo un occhio particolare, però è altrettanto vero che è impensabile pensare di dedicare la visita a questa città che diventi un museo, è un museo già di fatto, ma non lo sia, che non si ingessi turisticamente. Non serve un cambio radicale di mentalità, secondo il direttore esecutivo dell'European Travel Commission, l'organizzazione responsabile a livello comunitario della promozione turistica europea, ma un po' di collaborazione in più è senz'altro necessaria. Secondo me avere tantissimi turisti è un lusso, non è un problema, è solo come si fa il management di questi turisti. Il Veneto è una regione attrattiva, non è che diciamo il territorio del Veneto non c'è niente da fare o c'è solo industria, no, infatti c'è il vino, c'è la gastronomia, c'è la montagna, c'è il lago di Garda, c'è tutto. Secondo me bisogna mettersi a parlare assieme e parlare anche con gli operatori per controllare o per fare questi flussi di turisti, fare un giro più grande sulla regione, e questa è una questione anche di parlarci, non è una questione, ma alla fine se tutti vincono anche tutti i posti, non è che solo deve essere Venezia che alla fine diventa una città, come diceva il Presidente prima, solo per i ricchi, no, deve essere un prodotto inclusivo, un prodotto che è anche accessibile a tutti.